Vincere per non perdere ulteriore terreno dalla coppia di testa Milazzo-Modica. Il Vittoria torna tra le mura amiche nella settima giornata del girone B d'eccellenza. Padroni di casa che al Gianni Cosimo cercano i 3 punti e la continuità dopo il blitz esterno per 2-1 maturato ad Avola. Avversario di giornata sarà il neopromosso Rosmarino, reduce dal primo successo storico nel campionato di eccellenza grazie all'1-0 sulla Polisportiva Gioiosa. La formazione biancorossa per affrontare questa sfida: mister Rufini si affida a Cernigliaro, Rufini, Pettinato, Sferrazza, Lonigro, Leggio, Privitera, Mititelu, De Vivo, Agudiac, Lucarelli. Partiamo allora col film del primo tempo. Dopo 5 minuti subito calcio d'angolo per il Vittoria, battuto corto in zona De Vivo, uno sguardo in mezzo, il cross per il colpo di testa di Sferrazza, ma Sendin fa il miracolo. Minuto 13, ancora Vittoria a spingere, un rimpallo favorisce Agudiac in area di rigore, il passaggio del Toro con l'esterno che però finisce ampiamente al lato. 14esimo, Lucarelli riesce a trovare il pallone su questo Arachiri difensivo clamoroso del Rosmarino, ma il portiere dice ancora una volta no. 15esimo, pallone in aria, Sferrazza segna con un colpo di testa e fa 1-0. il Vittoria sblocca il risultato. Rivediamo l'incornata di Sferrazza, ci aveva provato al minuto 5, arriva il gol al minuto 15. 21esimo, il lancio in zona Biondo che va a duettare con Cardella, il numero 10 ospite in area di rigore, il palleggio, un primo dribbling, anche il secondo, anche il terzo. Biondo cerca di fare un gol clamoroso, ma nel frattempo il direttore di gara, o meglio l'assistente, ha segnalato questa posizione di fuorigioco. Resta più di qualche dubbio quando al 23esimo mister Rufini è costretto al cambio, entra Di Giacomo al posto di Mititelu. 40esimo, il Vittoria si riorganizza, lancio di De Vivo per Agudiac che va a calciare in area di rigore, ma il pallone finisce alto. Inizia così il secondo tempo. Al 50esimo Rosmarino in zona offensiva, palla che arriva al limite, è Vergara che cerca la conclusione, para Cernigliaro che non si fida e si distende. 55esimo, la giocata sul fondo affidata a De Vivo, il cross per Sferrazza. Oggi il difensore è il più pericoloso dei suoi, stavolta infatti colpisce la traversa. Minuto 57, arriva però una doccia gelata per il Vittoria che rimane in 10 uomini. Lucarelli infatti già ammonito si becca il secondo cartellino giallo per questo intervento a centrocampo. Rimane in 10 la formazione padrone di casa. Al 60esimo il Vittoria rimane comunque in zona offensiva con Agudiac che cerca il tentativo ma non trova l'impatto vincente. 68esimo, entrano Gueye e Diop per De Vivo e Leggio. La partita viene congelata dalla formazione di mister Rufini che trova 3 punti importantissimi per la propria classifica. Finisce 1-0 contro il Rosmarino, decide il gol al 15esimo di Sferrazza.